potete lasciare Lega Nord, segretario nazionale barra commissariato. Per Flavio Tosi quello di oggi è il primo giorno da segretario commissariato, anche se alla Lega preferiscono individuare in Giampaolo Dozzo la figura di mediatore, di colui che dovrebbe trovare un punto di incontro tra il sindaco di Verona e Luca Zaia. Ma Tosi, a quanto sembra, non crede molto in questa figura calata da Milano. Formalmente essere un arbitro e in realtà è un commissario. Il giorno dopo la svolta impressa dal Consiglio federale alla lunga diatriba tra Tosi e Zaia si cerca di capire quello che succederà all'interno della Lega Nord e soprattutto quale sarà il futuro di Flavio Tosi, che potrebbe decidere di lasciare il Carroccio. Sono una persona abituata a ponderare e a riflettere. Prendo atto che c'è stata questa decisione del Consiglio federale che nel non accettare quello che la Liga Veneta aveva più volte ribadito, ovvero sia l'autonomia della Liga Veneta rispetto alle decisioni per le regionali del Veneto, il Consiglio federale ha preso una decisione diversa, una decisione, come ho sempre detto, milanocentrica. Prendo atto di questa decisione, non la condivido assolutamente e ragionerò su da farsi. Durante la puntata di X-News di ieri sera Tosi non ha risparmiato una frecciata al governatore e al fatto che Luca Zaia non ha risposto alla chiamata del segretario nazionale quando doveva essere affrontato il tema delle liste. La prima volta, perché mi ricordo la data, la prima volta che io chiesi a Luca Zaia di parlare per le liste per le elezioni regionali fu il 19 di settembre dell'anno scorso, il 19 di settembre. E da allora ripetutamente ho chiesto di poterci incontrare e evidentemente la cosa è andata poi come è andata, quindi per questo sono molto sereno sul percorso che ho fatto. Giampaolo Dozzo dunque da oggi è al lavoro e spiega quali saranno le sue prime azioni. Sentirò sia Tosi che Zaia e vedremo da farsi. Io sono convinto che con la collaborazione e con l'apporto di tutti si riesca ad arrivare a delle soluzioni ottimali. Questa è la mia speranza e quindi questo è l'inizio che mi pongo. Poi naturalmente sentiremo anche i segretari provinciali assieme a Tosi, assieme a Zaia, per sentire le varie proposte che arrivano dai vari territori del Veneto. Per giovedì intanto resta fissato il Consiglio nazionale, quello che Tosi aveva a suo tempo convocato per decidere liste e alleanze, riunione che, se confermata, vedrà ovviamente la partecipazione del commissario mediatore Giampaolo Dozzo.